Viso. Paura in casa in via Don Bosco a Marcon, ha sorpreso il ladro nell'abitazione dopo aver tentato di reagire. Il proprietario è stato ferito con un taglierino dal ladro. Immediato l'intervento del sindaco leghista Matteo Romanello dopo la rapina in casa. Per l'estate, dice il primo cittadino, avremo la sicurezza privata e arriveranno le telecamere. Tafferugli nella notte tra tifosi del Venezia e Palermo dopo la semifinale dei playoff di Serie B. Al vaglio le telecamere, indaga la Digos. Ad un anno dal primo provvedimento del Comune c'è l'intesa con la Regione per procedere all'annunciato giro di vite contro i take away nel centro storico veneziano. Che non ci siano ulteriori tagli ai comuni è l'auspicio della Presidente di ANCI Veneto Pavanello, che lancia il messaggio al nuovo governo. Maltempo in Veneto fino a sabato, precipitazioni sparse a carattere di rovescio e temporale fino appunto a sabato per un nucleo ciclonico con aria fredda, previsti temporali anche di forte intensità. Telespettatori di Antenna 3, buonasera dal TG di Venezia. In apertura la cronaca, l'avete sentito dai titoli: paura a Marcon per un anziano e suo figlio, entrambi rimasti feriti dal ladro che si era introdotto durante la notte nella loro abitazione. Sentiamo. Padre e figlio faccia a faccia col ladro nel cuore della notte in un'abitazione di via Don Bosco in pieno centro a Marcon. Nessuno dei due è uscito indenne dall'incontro col bandito solitario che era entrato in casa e si era impadronito degli ori di famiglia. A sorprenderlo il settantenne, che attirato dai rumori sospetti ha provato a bloccare il malvivente per farsi restituire il maltolto. Per tutta risposta il delinquente ha estratto un taglierino e ferito l'anziano a un braccio per poi saltare dalla finestra. In giardino si è trovato di fronte al figlio 26enne, per nulla intimorito dalle sue minacce. Il giovane ha provato a bloccare il ladro, che si è divincolato ed è corso verso l'auto dove lo attendeva un complice. Partiti a tutta velocità sono riusciti a evitare il loro inseguitore, colpito dallo specchietto retrovisore del veicolo in fuga. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Siamo profondamente amareggiati da questo episodio, dichiara il sindaco Matteo Romanello, e vogliamo esprimere alla famiglia tutta la nostra solidarietà e vicinanza. La zona, tra l'altro, è una delle zone più centrali del paese. Stiamo parlando di una zona prettamente residenziale e molto abitata. Tra pochi giorni entreranno in funzione le nuove misure già programmate dall'amministrazione comunale in vista dell'estate. Per l'estate ci stiamo adoperando per un servizio di sorveglianza notturno da svolgersi con una ditta privata che possa essere in accompagnamento alle nostre forze dell'ordine, e continua il nostro impegno per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza territoriale che può sicuramente disincentivare malintenzionati. Affrontare il tema con gli strumenti a nostra disposizione non è facile, confessa il sindaco. Ci attendiamo un deciso cambio di rotta dal nuovo governo. Si auspicano maggiori risorse a disposizione delle nostre forze di polizia, ma soprattutto anche degli sblocchi a livello economico per permettere di investire sulla sicurezza e non doverci trovare di fronte a situazioni di questo tipo. Si è conclusa con scontri tra tifosi in piazzale Roma la partita tra Venezia e Palermo, sospesa la vendita dei biglietti per il match di ritorno. Nottata di scontri tra i tifosi del Venezia e quelli del Palermo dopo la semifinale d'andata dei playoff di Serie B giocata allo Stadio Penzo e conclusasi 1-1. Tutto è iniziato nella zona del Tronchetto, dove si trovava l'autobus messo a disposizione da CTV per trasportare i tifosi del Palermo al parcheggio del padiglione Acque, bersaglio di sassi e altri oggetti trovati a portata di mano da parte di un gruppo di una trentina di supporters lagunari. Sarebbe stato lanciato uno dei New Jersey in plastica utilizzati per gestire la viabilità. Un finestrino è stato danneggiato. Il secondo round a Piazzale Roma, dove l'autobus sarebbe stato circondato da altri tifosi e si è rischiato un altro corpo a corpo. I palermitani hanno svuotato un estintore per tenere lontani i rivali agguerriti.
Ingente il dispiegamento di forze di polizia e carabinieri per tenere sotto controllo la situazione. Un tifoso si è ritrovato con un taglio provocato dal lancio di una bottiglia. Sulla vicenda indagano gli uomini della Digos di Venezia, esaminando le eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza ed altri filmati raccolti dagli operatori in servizio di ordine pubblico. Una relazione sarà inviata probabilmente in procura, mentre spetterà al questore Gagliardi decidere se emettere eventuali provvedimenti di daspo in seguito al materiale raccolto. A causa dei disordini non è stata effettuata la corsa di linea N1 di 00:51 da Piazzale Roma verso la terraferma. In vista del match di ritorno che si disputerà domenica alle 18:30 nel capoluogo siciliano, è stata sospesa la vendita dei biglietti del settore ospiti. Lo fa sapere il sito ufficiale del Venezia FC, secondo cui la decisione temporanea sarebbe stata presa dalla Questura di Palermo. A oltre un anno dal primo provvedimento del Comune c'è finalmente l'intesa con la Regione per procedere all'annunciato giro di vite contro i take-away nel centro storico veneziano. È arrivato nei giorni scorsi il sospirato via libera della Giunta regionale che rende operative le nuove regole varate dal Consiglio Comunale in materia di take-away. Oltre allo stop per i prossimi 3 anni all'apertura di nuove attività in centro storico e nelle isole di Murano e Burano, sarà quindi presto in vigore il nuovo regolamento di igiene pubblica che prevede una serie di adempimenti per i gestori degli esercizi esistenti. Partiamo certamente dal dover avere i servizi igienici a quello che è un cestino esterno, ma certamente una stretta alle maglie proprio per essere allineati a quello che anche il buon senso dovrebbe essere un principio che vige nel nostro territorio. Agli esercenti sarà chiesto poi un impegno alla raccolta dei rifiuti e alla manutenzione dell'area esterna, anche per i locali che non hanno in concessione il plateatico. Il lavoro che andremo a fare sarà quello di andare ad attenzionare, diciamo, il fenomeno, proprio perché ci siano i giusti equilibri sul mercato e quindi non si vada appunto a intaccare quelli che sono aspetti anche legati al decoro e quindi a un'indiscriminata attività del cosiddetto mordi e fuggi e comunque di tutto quello che oggi abbiamo assistito. Il proliferare di attività di vendita e consumo di cibo take-away, registra l'assessore al turismo Paola Mar, ha generato un abbassamento dello standard di qualità del prodotto e favorisce una percezione negativa non solo al residente ma anche al visitatore. Le nuove misure tuteleranno l'autentica identità della città lagunare. Ci auguriamo che questo possa concedere un'ulteriore apertura di altre attività e quindi un indice di miglioramento della qualità anche della vita dei cittadini residenti, ma non solo, anche del turismo. Ed ora il maltempo, perché il Veneto sarà interessato da condizioni di marcata instabilità con precipitazioni anche di forte intensità, carattere di rovescio e temporale. Proprio sulla base delle previsioni meteo il centro funzionale decentrato della Protezione Civile regionale ha dichiarato lo stato d'attenzione per possibili criticità idrogeologiche dal pomeriggio di oggi alle 8 di sabato in tutti i bacini idrografici. Le previsioni quindi indicano condizioni di marcata instabilità. Oggi e domani a tratti saranno quindi probabili precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio temporale. Saranno quindi possibili fenomeni anche intensi con locali grandinate, forti raffiche di vento e quantitativi di pioggia localmente anche consistenti. Che non ci siano tagli ai comuni è l'auspicio della presidente di ANCI Veneto, Maria Rosa Pavanello, sindaco di Milano, che lancia il messaggio al nuovo governo. Mentre il governo appena insediato si inizia a lavorare per affrontare temi caldi nel paese, dalle pensioni alla questione migranti, arriva un messaggio anche da parte dei comuni, negli ultimi tempi decisamente penalizzati da tagli pesanti che li hanno visti costretti a ridurre molti servizi spesso essenziali alla cittadinanza. Ci sono alcuni ministri, 3, che provengono dalla nostra regione. Mi pare che la più grande aspettativa sia quella sui temi dell'autonomia, e qui parlo come Presidente, e di attenzione verso i comuni, che non ci siano ulteriori tagli. Ecco, questo è il messaggio che mi sento di dare, perché il contratto di governo è molto impegnativo e il timore che c'è tra i comuni del Veneto è che poi non si decida di andare a bloccare, congelare o tagliare risorse ad enti che sono già in grossa difficoltà e che hanno solo
bisogno di riprendere a poter lavorare con serenità. Pavanello si dice fiduciosa nell'operato del nuovo governo, non resta che attendere di vedere se ci saranno realmente buone notizie per i comuni. Ora linea alla regia per la pubblicità, restate con noi subito dopo la pagina dedicata alle elezioni amministrative di domenica prossima. E rieccoci in diretta con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali, un'ampia pagina ora dedicata alla prossima tornata elettorale con le amministrative. Cominciamo con San Donà e continuiamo a conoscere i candidati sindaco. Abbiamo lasciato 5 anni fa una città meravigliosa, con una crescita in termini di unità abitative, di cittadini che sceglievano San Donà per vivere. Oggi purtroppo questo non c'è più, abbiamo una riduzione del numero di abitanti, un deterioramento di tutta la città e le periferie sono veramente disastrate. 63 anni, generale medico in ausiliaria, Oliviero Leo è il candidato sindaco a San Donà per Forza Italia, Francesca Zaccariotto e altre 2 liste civiche. Il fiore all'occhiello del nostro programma elettorale, spiega, è il piano per una nuova viabilità cittadina, a partire dall'apertura immediata di Corso Trentin, con un senso unico in direzione del ponte e lasciando i plateatici sul lato destro. La opportunità che noi proponiamo e che porteremo a realizzazione è quello del raddoppio del Ponte della Vittoria, con una viabilità in ingresso su 2 corsie senza interferenze. Lavoreremo molto anche sulla sicurezza, promette. I cittadini meritano di poter girare per strada senza avere la percezione di essere minacciati. Non è possibile pensare di delegare al controllo di vicinato, per quanto utile, la sicurezza della città. La città va messa in sicurezza con il presidio del territorio. La promessa è di riportare la città ai fasti di quello che viene ricordato dal candidato sindaco come un periodo radioso della sua storia. 10 anni di amministrazione di centrodestra, il precedente a questa amministrazione, avevano portato la città ad avere da un punto di vista infrastrutturale opere importantissime, dalla città al teatro a una serie di attività fatte per il sociale, per i bambini. Oggi in 5 anni noi non abbiamo visto nulla. Ed ora a Martellago, dove continuiamo a conoscere i candidati sindaco. Sposato, 45 anni, 2 figli, da sempre residente a Martellago, Marco Zago è candidato sindaco con la lista Per Cambiare. Una squadra di professionisti locali, finora distanti dalla politica, che rivendicano con orgoglio il loro essere al di fuori delle logiche tradizionali. La nostra è una lista molto particolare perché realmente concretamente apartitica. Non c'è nessun partito, nessun movimento tradizionale che ci appoggi ed è forse anche l'unica lista priva di retaggi e trascorsi che possano in qualche modo connotarla. Nella nostra lista, assicura Zago, ci sono persone che votano per l'estrema sinistra, altre per l'estrema destra e molti moderati. È una scelta che abbiamo fatto volutamente perché convinti che dal confronto di prospettive diverse possa nascere la soluzione ai problemi complessi di un paese come Martellago. Il nostro programma è incentrato sulla famiglia, la famiglia con le sue complessità, con le sue varietà, intesa come cellula della società, una famiglia da promuovere, da difendere, da valorizzare, non tanto per quello che può dare oggi, ma soprattutto per quello che può dare domani, in quanto la consideriamo un antidoto per i futuri mali della società. Il nostro è un programma snello, spiega il candidato, pensato non per convincere gli elettori, ma per promuovere alcuni valori in nome di una coerenza che per noi viene prima del consenso. Altre 2 tematiche importanti del nostro programma sono la sicurezza ed il lavoro inteso per e a Martellago e per i martellacensi, e la sicurezza intesa non solo come difesa e protezione dalla delinquenza, ma anche come capacità di intervenire in situazioni di disagio, di difficoltà e di pericolo imminente. Altro punto essenziale del nostro programma è la presenza, la capacità, la possibilità di portare nel territorio del comune di Martellago un'autoambulanza con relativo equipaggio per consentire un intervento più veloce, azzerando o riducendo notevolmente i tempi di intervento. Anche Pianiga al voto, sono 3 i candidati che si sfideranno nelle urne domenica, ultime battute prima del silenzio elettorale.
Da vice sindaco dell'attuale amministrazione a candidato sindaco per il centrodestra, Federico Calzavala, architetto 42enne, sposato con Valentina e papà di Edoardo, conosce in profondità Pianiga e la sua comunità. Continueremo con le opere iniziate da questa amministrazione e ne promuoveremo altre, sempre con l'attenzione e l'interesse verso il cittadino e i suoi bisogni. Andate a votare, perché votare è fondamentale perché chi vota partecipa alla vita del Paese. Noi ci siamo impegnati in prima persona come amministratori, però abbiamo bisogno del vostro voto per sostenerci ovviamente, ma per sostenere e far crescere il nostro Paese. Pianiga, le sue frazioni Cazzago, Rivale, Mellaredo e Albarea. Due gli sfidanti. Michele Zanetti, da 5 anni attuale consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, noto per la sua sensibilità sociale ed ecologica e appassionato di sport. È una squadra particolarmente giovane, attiva, partecipe, e insieme a loro abbiamo fatto un bel lavoro, un lavoro anche che è costato molto sacrificio, però il risultato del programma l'abbiamo visto che è stato decisamente interessante. Abbiamo un sogno, speriamo che questo sogno si possa realizzare e soprattutto un sogno di una persona rimane sogno, il sogno invece di tante persone potrebbe diventare realtà. Che sogno? Un sogno, è il sogno quello di essere in comune, di essere dalla parte dei vincitori. Per il centro-sinistra si presenta invece Massimo Mescalchin, 56 anni, residente a Cazzago dal 2000, attivo nel settore della comunicazione dal 1986. E la bellezza coniugata alla sicurezza è uno dei punti forti della nostra proposta, e quindi connettere i cittadini in modo diverso al territorio. Siamo sempre più connessi in rete, sempre meno connessi al territorio, e questo è un punto negativo. Quindi siamo sempre più community, sempre meno comunità, sempre più social, sempre meno sociali, e secondo me il compito di un'amministrazione pubblica è quello di riconnettere i cittadini al territorio, intervenendo, riqualificando il territorio anche con la bellezza, quindi non solo con la sicurezza, che è fondamentale, ma anche intervenendo sulla bellezza, quindi l'arredo urbano molto più curato. Al via domani Uguale Days, la 3 giorni di festa, sport e musica dedicata al tema della disabilità, dell'abbattimento delle barriere fisiche e del pregiudizio, e volta alla valorizzazione del territorio. Promossa per il 3° anno dall'associazione no profit Uguale, si svolgerà l'8, il 9 e il 10 giugno al nuovo Parco Catene di Marghera. Nei 3 giorni d'apertura la manifestazione vuole mettere insieme senza distinzioni, per praticare sport, per divertirsi, per ballare, ragazzi con disabilità e ragazzi normodotati, abbattendo qualsiasi tipo di barriera, sia fisica che psicologica. Ed era questa l'ultima notizia. Vi ricordo, dopo i TG torna 20:10. Questa sera ospiti in studio il direttore di Antenna 3 Luigi Bacialli ed il professor Stefano Zecchi. È tutto, quindi vi lascio alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Sulle nostre regioni a prevalere sarà l'instabilità. Diamo uno sguardo più approfondito. Sul Veneto al mattino il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con qualche piovasco sparso possibile soprattutto sui settori nord-occidentali, asciutto e in genere soleggiato altrove, col passare delle ore piogge anche sul resto della regione. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, massime comprese invece tra 23 e 27 gradi circa. Situazione molto simile sul Friuli Venezia Giulia, con occasionali rovesci solamente sui monti al mattino. Dal pomeriggio deciso peggioramento, con fenomeni temporaleschi via via più diffusi un po' su tutti i settori, ma migliorerà entro la serata. Temperature minime comprese tra 18 e 20 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 28 e 31 gradi circa. Non cambia di molto la previsione sul Trentino Alto Adige, sarà bel tempo ovunque al mattino con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Dal pomeriggio peggiorerà un po' ovunque con qualche temporale a carattere sparso. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 17 gradi, valori massimi compresi invece tra 23 e 25 gradi.
Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.